quinta posizione, l'immediato è una bella finale, dai. Posso lamentare, nuovo prossimo a destra, ci vediamo prossimamente per qui ti ritorno a casa dalla seconda tappa di campionato un po' sfortunata. In soldoni sono finito sempre in top 10, ma nono, il che è un po' una mazzata per il campionato, anche se ovviamente una cosa che non ho detto in occasione della prima gara è che c'è la possibilità di fare due scarti, di scattare i peggiori risultati, per cui probabilmente questo sarà uno dei papabili a fare lo scarto. Riassumendo brevemente, qualifiche, terzo tempo di gruppo, a 2 decimi dalla pole del buon Roberto Chiozzo, che poi alla fine per un contatto in gara 2 verrà promesso dal podio, che però poi la position globale dell'evento è fatta da Simon, che andrà a dominare sia gara 1 che gara 2, realizzando il primo plane della storia di vari campionati di Veneto con il sistema dei punteggi tra qualifiche per la prima gara 2. Qualifico, parto in settima posizione, il mio compagno di squadra con Daniele Paganin parte quinto. Diciamo che lì veramente in gara 1 non avevo quel qualcosa in più, non lo so, mi mancava qualcosa, sentivo che sì, il caldo va bene, però non mi sentivo a mio agio. E purtroppo il patatrack è avvenuto a 2 minuti dalla fine, dato che sono state 2 gare da 10 minuti. Purtroppo il patatrack si è materializzato sotto forma dell'incolpevole Enzo che sono corre con il team Second Team e gli amici, che alla prima curva delle S io facevo la mia traiettoria stando un pelo largo all'inizio per poi stringere la corda più tardi possibile per andare subito a fare la curva. Lui si vede che ha visto uno spiraglio che non so, avrà visto, non lo so, e mi sono da chiudere, mi ha speronato e mi sono girato, per cui va bene, praticamente come se fosse arrivato ultimo, però ovviamente hanno valutato che è stata un contatto di gara neanche standard, hanno finalizzato i punti come Daniel no perché ho fatto un che si poteva il Daniel e il buon Nicola Baldan, che gestisce tutto quello che riguarda il ramo sportivo della pista. Hanno valutato che quello è stato un contatto di gara, però comunque sanzionabile, perché forse si poteva evitare, insomma hanno rovinato la gara, che ero settimo, qualche punticino in più per la classifica fino alla giornata poi dopo la casa, magari poteva essere che non so, ottavo, settimo. Insomma, incazzato come una bestia. Se vedete che non ho, diciamo, commentato a fine gara è perché veramente ero abbastanza arrabbiato, per cui avrei potuto dire cose un pelo cattive a livello di personale di rabbia, ma non ho detto più della rabbia, poi ovviamente mi sono calmato e dove tranquillo, contatto di gara. Purtroppo mi ha rovinato la gara perché sono passati tutti quelli che c'erano dietro, io sarei finito ultimo e via, perché comunque il passo gara c'era, ero su 36,2, 36,1. Alla fine per, diciamo, il rotto della cuffia riesco a qualificarmi per la finale A sempre di gara 2, avendo fatto il 10° tempo più veloce, anzi il 9° tempo più veloce. Io, diciamo, incarognito in una maniera clamorosa, ho detto ok, trovo il rimontone. Non sono tra virgolette nuovo a rimonte di questo tipo, vi consiglio, se volete andare a vedere tipo la mia prima gara in assoluto che ho fatto in quel di Raceland l'anno scorso, l'anno scorso, partendo penultimo sono arrivato terzo, per cui diciamo qualcosina, cioè, di rimonte non so perché mi spingono sempre a tirar fuori il meglio di me. Effettivamente sono stato secondato anche in un kart che comunque andava abbastanza bene, poi ho imparato un attimino, ho preso un attimino le misure con la pista, perché questa in chiude fuori è stata la terza volta che ho girato qui a Chioggia. Parto nono e
subito contatti vari, permettono di recuperare un paio di posizioni. Ovviamente io ero dietro e diciamo che ne ho approfittato. Forse ho avuto un eccesso di sportività, perché una bussatina l'ho lasciato superando, l'ho lasciato passare, però ne ho approfittato subito quello che stava dietro. Sono un po' troppo corretto, perché ho valutato quella come una zona scorretta, una bussatina, e l'ho lasciato passare. Dopodiché, incarrognito a bestia, parto, comincio a martellare giri che alla fine dei conti sono stati, cioè ho realizzato il mio nuovo personal best 36,0, che per aver girato quanto 3 volte nel giro di una settimana in 2 giorni, abbassare di 1 secondo e 1 dal 37,1 di quando ho messo per la prima volta piede in pista al 36,0 di oggi, devo ammettere che è stato un bel miglioramento. 36,0 ero lì comunque con i primi, perché giravano sul 35 alto. Diciamo che sono soddisfatto, perché ho dimostrato che comunque le rimonte posso farle. Un pochino più di fortuna magari, evitando quel contatto, qualcosina in più si poteva fare. Adesso vedremo la classifica di campionato, speriamo bene che sia magari d'aiuto per riuscire a mantenere almeno la terza, non dico di mantenere la terza posizione, però almeno rimanere aggrappato al gruppo di primi, perché l'Emuel, il mio diretto avversario per il campionato, vista l'assenza di Ulisse, è arrivato secondo anche oggi, per cui diciamo che può aver acquisito un po' di vantaggio, che alla fine può compromettere un pochino il campionato. Diciamo che questo può essere tranquillamente, come ho detto prima, uno dei miei primi scarti che farò, previsti dal regolamento, perché i risultati si possono scartare tranquillamente. Prossima tappa di campionato è una bella gruppo di domanda, perché si doveva andare ad Adria, ma alla fine per motivi organizzativi, di mancanza di voglia da parte della pista a dentro di Daniel, che non avevano poca voglia di aspettare, evidentemente ci hanno valutati come campionato inferiore, perché comunque magari l'hanno una politica diversa, che non prevede come, diciamo, una delle maggiori fonti di introito il noleggio alla fine. Adesso sono in ballo 2 piste per sostituire quella di Adria, sempre fra 2 settimane, se salvo cataclismi, sempre il 7 di maggio, o Lignano, che praticamente faremo il battesimo del fuoco dei nuovi kart che arriveranno il 5 maggio, ne corriamo il 7, oppure qualcosa di più, diciamo, collaudato, che è quella di Pomposa, ma Pomposa è fuori regione. Comunque staremo a vedere nel giro qua della settimana, sapremo tutto e vi terrò aggiornati. Purtroppo oggi è andata così, queste sono le gare, ne prendo atto. Diciamo che il fatto di essermi beccato ancora una volta i complimenti da Nicola Baldan per aver passato ulteriormente il mio miglior tempo da 36,2 a 36,0, 3 decimi vuol dire tanto. Poi mi ha un pochino consolato, perché ha visto il contatto e ho detto porca miseria, cazzo che sfiga, se no, perché comunque un passo gara c'era. Lasciate un bel like, iscrivetevi, e se avete domande riguardanti questo campionato, questa mia avventura, lasciate pure un commento e vedrò di rispondere il più possibile. Per cui buon pomeriggio e ci vediamo alla prossima.